Buonasera a tutti. È bello ritrovarsi dopo una settimana con i propri fratelli, dopo tutte le sfide che abbiamo vissuto, lavoro. Ok, altre situazioni familiari, però è bello ritornare nella casa del Signore e ringraziarlo nonostante tutto della sua presenza nella nostra vita. E vorrei leggere con voi un testo, si trova in Geremia 18, partendo dall'1. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore: alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore: ecco quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi siete in mano mia, casa di Israele. Mi colpisce questo testo perché mi fa ricordare un'usanza che hanno in Giappone. Non so quanto conoscete di cultura giapponese, ma una cosa interessante che fanno loro è che quando si rompe un vaso, loro lo ricostruiscono mettendo nelle crepe dell'oro. Un vaso che magari non valeva niente, lo rendono molto più prezioso di quello che era prima. E penso che il Signore faccia lo stesso con noi. Permette certe situazioni nella nostra vita che magari a volte ci possono spezzare, possono romperci, ma questo serve a cosa? Serve che Lui ci ripari e ci renda una persona migliore, ci possa usare meglio. Noi non sappiamo i suoi scopi, ma Lui sa già il risultato. E voglio che questa sera pensiamo a questo, che non dobbiamo fermarci alle circostanze che ci rompono, ma dobbiamo pensare a che il Signore vuole darci un risultato migliore, vuole farci vedere oltre alle circostanze. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, inizieremo la nostra lode che sarà un po' particolare questa sera, ma una cosa bella che chiede sempre il Pastor Caio è quella di salutatevi tra di voi, salutate chi non conoscete, chi conoscete, uscite dai vostri posti, andate a salutare le persone che sono da sole, invitatele a sedersi vicino a voi e noi inizieremo la nostra lode nel frattempo. Signore, io
principe di pace, ogni dì vibro per te. Bene. Cantiamo della bontà di Dio con la prossima canzone. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro. Io ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, io posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita sei fedele, la mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Oh Padre, quanto sei buono con noi, quanto nella tua parola c'è scritto che tutto coopera al bene per quelli che sperano nel Signore. Tutto, Padre, quindi sia le cose buone, sia le difficoltà, sia gli ostacoli, sia le preoccupazioni, tutto coopera al bene.
cosa che ci chiedi è di fidarci di te, è di confidare in te, e nel depositare la nostra vita nelle tue mani, oh Padre, perché come un buon Padre vuole solo il meglio per noi, e di questo possiamo solo dirti grazie, Padre. Amen. La parola dal principio, uno con l'Altissimo, nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome, che magnifico nome, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome,
Padre, ti ringrazio per questa sera, Padre. Ti ringrazio per ogni persona che è venuta qui oggi, Padre, benedici le loro vite. Signore, molte volte non capisco i tuoi piani, molte volte non capisco quello che mi dici, Padre. Non capisco perché io non debba dire niente questa sera, Signore. Ma penso che il messaggio che tu voglia darmi e dare a tutti noi è che ogni tanto abbiamo bisogno di non fare niente, di stare in silenzio e di lasciare che sia tu a combattere per noi. Questa chiesa, Padre, appartiene a te. Non è nostra. Quando parlo di chiesa non parlo di edificio, parlo di ognuno di noi. Siamo tuoi figli e apparteniamo a te, Padre. E tu hai già vinto qualsiasi battaglia, hai già vinto qualsiasi difficoltà, Padre. Io non so quale sia la difficoltà di oggi. Non so quale sia il tuo proposito in tutto questo. So quali sono le tue promesse, so che ci dici che ogni cosa coopera al tuo bene, Padre. Al nostro bene, scusate. Ogni cosa coopera al nostro bene. E una cosa, per certo, posso dire, è che non vedo l'ora di vedere la tua gloria manifestarsi, Signore. Non vedo l'ora di vedere la tua opera andare avanti, la tua opera fortificarsi, il tuo piano per questa chiesa andare avanti. E voglio essere partecipe a questo, Signore. Voglio vedere tutto quello che hai ancora da dare ad ognuno di noi e a dare a me personalmente. L'unica certezza è che di qualsiasi persona tu sei il Signore, tu sei il nostro Padre. Ci ami e non ci abbandoni mai. Penso che quello che tu voglia dare oggi a questa chiesa è tanta speranza, tanta tranquillità, tanta pace. E noi ti ringraziamo per questo, Signore. Vogliamo che sia tu il protagonista di questa storia, nel bene e nel male, nelle difficoltà o meno. Sarai tu il protagonista, Signore, perché ognuno di noi vuole fare la tua volontà, ognuno di noi vuole servire per la tua opera. Che questo momento possa essere un momento di pura adorazione a te, un momento in cui consegniamo tutto a te, nelle tue mani, e possiamo soltanto adorarti nella difficoltà, nella tempesta. E come una volta disse il pastor Sandro, nelle nostre debolezze la tua gloria si manifesta. Non vedo l'ora di vederlo. E non ti voglio chiedere niente questa sera, Padre, perché hai già dato tutto. Quindi io ti ringrazio. Nel nome di Gesù. Amen. Proteggi
potete sedervi. Quando che eu posso volare più alto? Quando? Quando c'è la tempesta, no? Ma nessuno di noi vuole la tempesta. Quando che la nostra casa, con la nostra vita prende radice? Quando c'è la tempesta. Ossia, o quanto è importante sapere che le tempeste fanno parte della vita e quando i discepoli erano in quella barca, è venuta la tempesta e chi arriva? E è Gesù. Ossia, quando c'è la tempesta, eu devo sapere che c'è Gesù e è questa presenza sua che ci dà questa soddisfazione e sicurezza, è Lui. Tempesta fanno parte della vita. E oggi vogliamo camminare veramente di una tempesta. E di un testo che noi já stiamo camminando qua, já in questo periodo, já siamo na lezione numero 12. Essere vagliati. Che cosa significa essere vagliati? Che cosa è essere vagliati? Che cosa significa questa frase? Esaminati. Qualcosa in più. Però comincia a entrare nella storia, cominciano a essere, siamo provati. E é interessante que c'è un testo biblico, che c'è un personaggio che arriva che Gesù parla, perché Pietro con Gesù e Pietro stavano chiacchierando e Gesù dice che cosa a Pietro? Qualcuno ha chiesto che tu sia avaliati. Leggiamo il testo, Luca 22, 28, 34. Luca, Novo Testamento, 22, 28 a 34. Ora, vós siete quelli che avete? Chi ce l'ha la Bibbia? Quelli che avete perseverato. Ora, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te. Gesù ha pregato per te, per Pietro. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu non sarai convertito. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Ma lui lhe disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, eu te dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Nosso Padre, vogliamo camminare in questo incontro, questa meditazione nella tua parola. Tua grazia e la tua misericordia, Padre, e che lo Spirito Santo possa riempirci, oh Padre, della tua guida e che possiamo crescere e imparare su questi tuoi principi, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Ok. Chi si ricorda di un personaggio dell'Antico Testamento anche che diavolo ha chiesto a Dio la sua vita? Giobbe. Ossia, eu devo sapere che essere vagliati, essere messo alla prova, è una situazione molto dura, momentanea, ma il diavolo tante volte viene lá e vuole prendere la nostra vita. Una cosa che noi stiamo parlando già da un bel tempo, che noi non possiamo mai dimenticare, la nostra vita qua non è una vita materiale, la nostra vita è spirituale. E o nostro combattimento è spirituale. Nós não stiamo combattendo contro carne e contro sangue. E o nosso combattimento è spirituale. Perciò qua o testo qua in Efesini dice che noi dobbiamo prendere tutta l'armatura, completa armatura, per un combattimento spirituale. O grande sbaglio che noi facciamo è quando noi vogliamo combattere nella carne, combattere nella nostra conoscenza, combattere nella nostra umanità, combattere nella nostra superbia, combattere nella nostra arroganza, e quello ci porta a distruggere la nostra stessa vita. Perciò il nostro combattimento è spirituale. In quel momento Gesù stava dicendo: Pietro, attenzione, o diavolo ha chiesto la tua vita.
Perciò tante volte noi cominciamo a pensare, non esiste o diavolo, non esiste combattimento spirituale, non esiste questo, ma esiste. È stata un'esperienza meravigliosa. Chi era qua lunedì sera? Eravamo in 22 qua. Eravamo in 22. E abbiamo pregato in ogni angolo di questa struttura. Abbiamo pregato in ogni sala di questa struttura. E la preghiera lì era per mettere fuori tutti i demoni che potevano essere qui. Ou seja, é uma experiência de vida que nós dobbiamo imparare a combattere e a pregare in modo che Dio possa dar alla Chiesa la libertà di servire a Lui e di adorare a Lui. Ou seja, nós dobbiamo pregare in modo che io possa avere la libertà di adorare Dio. Perciò un nemico che cosa lui vuole? Inserire nella nostra vita, nella nostra comunità, nella nostra storia, delle situazioni dove io perco la gioia di adorare il Signore. Io perco la gioia di servire il Signore e di camminare con Gesù. Perciò io devo pregare per mettere fuori, scacciare qualsiasi situazione del nemico, in modo che io possa avere questa libertà. E questo che Gesù stava in quel momento parlando con Pietro. Perciò io vorrei camminare qua 3-4 situazioni molto importanti. Quando succede questo? Quando succede questo? In quel momento Gesù stava chiamando tutti loro e hanno detto: voi adesso avete un bel compito, una bella storia. Io dispongo che vi sia dato il reino, e la parola dispongo qua quando Gesù parla significa canalizzare tutti i vostri sforzi, e io canalerò il mio reino attraverso di voi come il Padre ha fatto a me. La chiamata di Gesù in quel momento stava arrivando ai discepoli. Il compito di Gesù stava arrivando ai discepoli. Noi saremo vagliati. O nemico vuole lavorare nella nostra vita quando noi abbiamo una responsabilità nel Signore. Il nemico non vuole distruggere quello che già stanno servindo a Lui. Lui vuole distruggere quello che hanno messo una chiamata nel suo cuore verso il Signore. Se Dio ti ha chiamato, tu avrai una prova. Se Dio ti ha chiamato, il nemico comincia a lavorare contro la tua vita. Perciò quando esiste questa storia è perché Dio già ti ha dato una chiamata. Eu me ricordo que quando Dio mi ha chiamato ao ministério, 1984, la maggioranza non era nato, só o pastor Sandro, que já aveva circa 50 anni in quello anno. Ossia, quando il nemico mi ha chiamato, subito ho passato per una situazione molto delicata come vita. Subito. Ossia, sono stato messo alla prova. Perciò Pietro in quel momento è stato messo alla prova. Quando Dio ha chiamato questo gruppo di ragazzi e di giovani, non è per guardare a voi stessi. Dio ha chiamato voi come una generazione chiamata dal Signore per portare la gloria alle altre persone. Quando Dio ha chiamato questa chiesa tanti anni fa e ha preso quel gruppo piccolo, è per portare la gloria alle altre persone. E noi tante volte pensiamo è un scherzo, è un gioco, camminare con il Signore, ma non è. É um combattimento espiritual e o nemico que vuole distruggere. E é lì che eu devo essere fortificato quando o nemico voleva distruggere Giobbe, perché lui era una persona integra nel Signore. Era integro nel Signore. E Dio ha detto: può prendere Giobbe e tu vedrai che lui non mi negherà in nessun momento. E Giobbe è stato fedele, nonostante degli amici che erano intorno a lui. E é interessante que dopo quella esperienza che Giobbe visse, Giobbe ha detto: adesso io ti conosco come tu sei. Adesso io riconosco il senso di vivere nelle ceneri. Adesso io riconosco la potenza della preghiera. Adesso io conosco la tua gloria. Ossia, Giobbe, che già era integro no Signore, passa per quel periodo di essere vagliati e dopo Giobbe riconosce chi era il Signore. Pietro in questo momento è stato messo in questa storia. Se tu vuoi vivere una integrità con il Signore, una camminata con il Signore, conoscere veramente con il Signore, quando tu sarai messo alla prova, lascia che Dio possa cominciare a trasformare questa storia, ma tu devi sottometterti ao Signore, allo Spirito Santo, alla presenza di Dio, e è solo in Lui che tu puoi resistere ao giorno difficile. Perciò o diavolo vuole colpire l'albero che produce frutto. Lui non vuole colpire un albero che non produce frutto. Se tu stai producendo dei frutti, tu sei un traguardo del nemico. E può darsi che lui sta chiedendo anche la tua anima per essere vagliata.
Gesù ha pregato per Pietro e può darsi che sta intercedendo anche per te. E può darsi che noi dobbiamo pregare anche per te, in modo che tu possa resistere. Perciò la vagliatura rimuove anche un secondo punto importante di questa storia, l'orgoglio, la superbia. Che cosa Pietro ha risposto a Gesù? Chi si ricorda? Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non sarai per me. Io non cadrò. Chi sta in piedi, attento che não. Nel momento que tu senti superiore, nel momento que tu senti il migliore, nel momento che la superbia e l'arroganza entra nella tua vita, con me non succederà. Crolla. Pietro in quel momento manifesta il suo orgoglio. Anche se tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non sarai mai per me. Matteo 26, 33. Come se Pedro si sentisse superiore. Non dipende mai della tua conoscenza, della tua capacità umana. Dipende dello Spirito Santo di Dio. Cominci a dipendere del Signore. Cominci a sottomettersi ao Signore, a umilhar-se ai piedi di Gesù. Quando eu me humilho, o Signore mi rialza. O Signore mi esalta. Quando eu trovo o Signore, eu cado em ginocchio davanti a Lui. Perciò eu devo imparare a humilhar-me davanti ao Signore e é ali que o Signore mi rialza. E eu devo imparare o segreto della vita. Eu dependo do Signore, eu não dependo della mia capacità. Tante volte eu paro com o musicista, nós estávamos falando dessa com o Paulo, não? E que deve suonare domani. Se lui viene qua domani com la capacità e eu posso suonare, é um show. Domani se qualcuno di voi volete cantare qua, lascia con me, è un show. E tante volte eu ascolto, pastore, lascia con me, è un crollo. Non è lascia con me. Io dipendo dal Signore. Ogni frase che io predico, ogni nota che io suono, ogni parola che io canto, eu devo stare pregando ao Signore. Ogni tasto che Riccardo lavora ali è nella dipendenza del Signore. Noi non siamo ingrati, noi non siamo capaci, è il Signore. Perciò che Pietro in quel momento doveva imparare questo. Perciò Gesù risponde a Pietro, in verità ti dico, questa notte, prima che o galo canti, tu mi rinegherai 3 volte. Pietro in quel momento va e piange e si umilia, perché ha imparato a non dipendere di se stesso. Eu non posso dipendere della mia conoscenza, è il del Signore. Amém, Chiesa? Amém? Perciò, che cosa Gesù fa in quel momento? Quando esiste questo momento di essere messo alla prova, prega per Pietro. Tu ce l'hai un amico di preghiera qua o no? Tu ce l'hai una persona che prega per te? Che bello! Tu ce l'hai una persona che prega per te? Tu ce l'hai una persona che quando tu ti senti male, no tempo di Pastore Sandro era faceva la chiamata, pronto? No nostro tempo è tic, 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 tic. Prega per me che non sto bene. Io devo avere un amico di preghiera. Io devo avere qualcuno che intercede per me. Perché tutti noi siamo in battaglia. Eu devo avere qualcuno che possa coprirmi in preghiera. Eu devo avere qualcuno che possa intercedere per la mia anima. Eu devo avere qualcuno che possa avere preoccupazioni della mia vita. E l'amore di Gesù viene su Pietro in quel momento e versa su di lui questa preghiera. Noi dobbiamo passare per i combattimenti, ma allo stesso tempo dobbiamo avere degli amici di preghiera che mi sostengono nei momenti difficili. Se tu non ce l'hai un amico di preghiera, ti sfido subito. Aiutami. Io ho bisogno delle tue preghiere. Cosa sta succedendo? Ok, io ho bisogno della tua mano, ho bisogno del tuo intervento. Prendi cura di me e preghi per me. Noi abbiamo bisogno di questa azione del Signore. E che cosa succede dopo questa avaliatura? Che cosa succede? Quando siamo avaliati e siamo promossi, che cosa succede? Cresce, l'orgoglio è spezzato, un pianto di ravvedimento esiste e Gesù dice a Pietro,
Voltando-se, guardou Pietro e Pietro se ricordou della parola che il Signore le aveva detto. Oggi, prima che o galo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori, pianse amargamente. Quando nós sbagliamo e quando nós rifiutamos, Signore, quando nós pecchiamo, soltanto uma estrada, a estrada do ravvedimento. Existe solo na estrada del pianto. Existe solo na estrada de cadere ai piedi di Gesù e riconosce i propri sbagli. Quando eu sbaglio, eu devo vivere questa esperienza. Perché dopo una esperienza così, adesso io conosco chi è il Signore. E quando eu sono promosso in questa esperienza, che cosa succede con me? Subito dopo, Pietro comincia a predicare. E che cosa succedono? 3.000 persone si convertono. Subito dopo, Pietro comincia a predicare, continua a predicare. E più persone si convertono. E arrivano a 5.000. Subito dopo, Pietro fa dei miracoli e dei miracoli. Se tu vuoi arrivare ai miracoli con il Signore, se tu vuoi arrivare a una grandezza con il Signore, tu passerai per un momento di prova. E il diavolo vuole prendere la tua anima. Tu devi essere sostenuto per qualcuno. Qualcuno deve pregare per te. E dopo tu arriverai a quello che tu sogna e quello che Dio sogna per te. Essere vagliati fa parte di una esperienza con il Signore. O diavolo desidera la tua anima perché tu stai servendo al Signore. Ma nel momento che io resisto e nel momento che io sopravvivo a questa prova, io posso sentire adesso le grandi cose che il Signore farà per me. Un grande rischio nella nostra vita è quando noi ci convertiamo e subito vogliamo vedere le cose grandi. Ma prima io devo passare per una prova. Prima di vedere un grande momento, c'è una tempesta. E dopo eu posso vedere le cose grandi. Perciò se tu stai passando per questa tempesta meravigliosa, questo cantico, devi sapere perché Dio sta preparando una bonaccia meravigliosa e una raccolta molto grande. Quando o grano è trebbiato, quando o grano passa per quella vaiatura, o grano dopo va seminato e produce frutti. Se tu sarai in questo periodo, questo processo, è perché il Signore sta preparando un albero prezioso, che è la tua vita. Tu vuoi produrre frutto per il Signore? Solo 3 persone? Amém? Aleluia. E que o Senhor possa usar a tua vita alla sua glória. Soltanto un albero che produce frutto è colpito. Gli altri alberi già sono persi. Ma un albero che produce frutto è lì. Perciò io non devo avere fiducia in me, ma nel Signore. Io devo avere delle persone intorno a me che mi sostengono. Amém? Preghiamo. Pensa come sta la tua vita oggi. Pensa nella tua vita. Ricordati che il diavolo vuole togliere la tua vita dal Signore, perché tu sei un pericolo per il diavolo. Ricorda che la tua vita già è stata consacrata al Signore. E adesso Lui vuole prendere la tua vita. Perché tu stai distruggendo le opere del nemico. Che tu possa ricordarsi adesso di questa battaglia che tu stai vivendo. Questa battaglia è un conflitto molto grande. Produrre frutti spirituali. Noi siamo stati chiamati a produrre frutti spirituali, frutti di ravvedimento, di trasformazione della gente. Siamo stati vagliati, bersagliati da un nemico, perché noi siamo il suo nemico anche. Noi siamo una minaccia alla sua opera. Ma quando resistiamo e ritorniamo al Signore, staremo predicando la parola e 3.000 persone si convertono. Continuiamo a predicare e le altre persone arrivano e il numero arriva a 5.000. Quando noi siamo messi alla prova e resistiamo al Signore, in dipendenza del Signore, ci sarà quello zoppo
e noi diremo: non ce l'ho argento neanche oro, ma alzati e cammina, e la guarigione e il miracolo succederanno. Quando noi resistiamo alle prove, noi possiamo conoscere il Signore come Lui è. Nós possiamo scoprire la potenza delle ceneri, come Giobbe ha scoperto. Noi possiamo scoprire la potenza della preghiera. Quando siamo vagliati e resistiamo e siamo promossi, noi possiamo adempiere la chiamata di Gesù, perché Gesù ha consegnato a Pietro e ai suoi l'autorità di scacciare i demoni, di guarire gli infermi, di portare la gente al ravvedimento. Ma dobbiamo passare per la prova. E oggi è il tuo momento della prova. Tu vuoi fruttificare per il Signore Gesù? Può dire amém. Può dire un amém alto. Tu vuoi fruttificare per il Signore Gesù e sapere che sarà un combattimento molto grande? Rivolge-se a Lui e chiede a un amico, un fratello, una sorella: aiutami. Gesù è stato a fianco di Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti gli apostoli erano a fianco di Pietro, e uno a fianco degli altri comincia una opera. E quando Pietro predicava, Giovanni era lì, e quando Pietro stava vivendo le guarigioni, Giovanni era lì. Assieme faremo qualcosa che i nostri occhi non hanno visto, il nostro cuore non ha visto, e non è entrato nel nostro orecchio quello che Dio sta preparando per quello che resisteranno, che sono stati perseveranti. Possiamo essere vagliati. O diavolo può chiedere la nostra vita davanti al Signore, ma il Signore saprà limiti, e dopo tanta sofferenza e dolore verrà la gloria del Signore, e noi possiamo vedere e diremo: gloria al Signore. Quando la tempesta arriverà, io volerò più alto, io farò un volo che nessun l'alto vedrà, perché sto volando con il Signore. Nel nome di Gesù, benedici, Padre, i tuoi giovani, i tuoi adolescenti, i tuoi preadolescenti, i tuoi bambini, la tua Chiesa, la tua gente. E riempi, oh Padre, la tua Chiesa con lo Spirito Santo. Rivesti, oh Padre, la tua gente. E che questa gente, oh Padre, possa fare le opere, oh Padre, che loro mai hanno visto. E portare, oh Padre, un messaggio di trasformazione a una gente che soffre, che ha bisogno della tua gloria. E usa, Padre, i tuoi figli a proclamare la tua grandezza, e che possiamo vedere coi propri occhi i frutti, oh Padre, spirituali, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Que Dio vi benedica. Que possiamo camminare in questa storia di vittoria in vittoria, di combattimento in e di conquista in conquista. Amém? All'inizio è dato un abbraccio nell'altro, no? Potete dare un abbraccio nell'altro e potete dire: conta con le mie preghiere, io sono con te. Può contare con le mie preghiere, io non ti abbandonerò nel momento della difficoltà. Può contare con le mie preghiere, io sarò con te. Può contare con la mia vita, questo combattimento è spirituale, stiamo insieme. Amém.
Adesso celebreremo il nostro momento di decime offerte, quindi vi chiedo di stare in piedi e se no sia che abbiate qualcosa da offrire dal punto di vista monetario, ma che non, vi chiedo di offrire la vostra adorazione al Signore in questo momento. Penso sia una delle offerte più grandi che possiamo dargli, un'adorazione dal profondo del nostro cuore. Cantiamo? ringrazio per questa sera, Signore, ti ringrazio nuovamente per ogni vita qui presente, ti ringrazio per queste decime, per queste offerte, ma ti ringrazio per questa adorazione profonda, Signore, soprattutto. Ti ringrazio per la vita ancora di ogni mio fratello qui oggi, davvero sono persone preziose, Signore, e ti ringrazio perché sono sicura che stai lavorando affinché il tuo piano per le loro vite sia compiuto, Signore. Ti ringrazio per questa chiesa, per tutto quello che ho trovato in questa chiesa, Signore, per tutto quello che c'è di buono, per tutta la vita che c'è in questa chiesa, Signore. Non è una chiesa morta, non è una chiesa morta. Tu vivi qua, sei vivo, sei qui in mezzo a noi, Padre. E io ti ringrazio per la tua presenza, ti ringrazio per tutta la tua bontà, tutto il tuo amore, tutto quello che hai ancora da darci, Signore. E noi siamo pronti a riceverlo, Padre, noi siamo qua.
vogliamo vedere solo la tua gloria, vedere solo la tua potenza manifestarsi, Signore. Che possano esserci sempre più adoratori, sempre più persone appassionate di te, della tua parola, della tua opera, che davvero possiamo conquistare sempre più anime per te, per la tua gloria, Signore, che sempre più persone possano capire la tua verità, la verità di questo mondo, Padre. Che possano capire che tu sei Re, che tu sei sovrano, Signore. E ti ringrazio per la tempesta di oggi, Signore. Ti ringrazio per le tempeste che arriveranno in futuro, perché ci insegneranno a crescere, ci insegneranno ad essere più forti in te. E questo farà in modo che noi potremmo avvicinarci di più a te, Signore. Non credo che ci sia felicità e gioia maggiore di questo, Signore, di stare accanto a te, al nostro Padre, il nostro Creatore. Ti ringrazio, Signore. Ti ringrazio per la vita dei pastori, per tutto quello che fanno per noi, per la loro intercessione, per le nostre vite e per questa Chiesa, per il loro amore per questa Chiesa, Padre. Ti ringrazio perché un giorno loro hanno offerto la loro vita a te. Ti ringrazio perché tu li stai usando per la tua opera. Ti ringrazio per averli messi nella mia vita, Signore, per averli condotti qua, da posti, luoghi diversi, non so, combini le cose in modo strano tu, Signore, ma sono perfette. Ti ringrazio per la loro vita, benedici la loro vita, Signore, dai loro forza, dai loro coraggio, saggezza, non abbandonarli, Padre, sii con loro. Tutto quello che ti chiedo, Signore, te lo chiedo nel nome di Gesù, Padre, amen. Potete sedervi. Avvisi? Ok, allora vorrei iniziare ringraziandovi per la vostra presenza. Ringrazio a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, tu che sei in vacanza, tu che sei tra le coperte, tu che sei sul divano, grazie per averci seguiti. E momento degli avvisi. Ok, allora, a partire da questo sabato 5 agosto, ricordo che per tutto il mese di agosto, dato che siamo in meno di solito, molti sono in ferie e quant'altro, il nostro culto finirà qui, ok? Non ci sarà un momento di condivisione, naturalmente possiamo continuare a parlare, a stare insieme, a mangiare insieme come facciamo spesso, ma per avvisarvi che non ci saranno i momenti di condivisione dopo il culto, ok? Poi, sabato 19 agosto, non questo che verrà, il prossimo, ok? Non saremo qui. Il culto dei giovani non si terrà a Treviso, ma saliremo tutti insieme su a Belluno. Se hai difficoltà a trovare la chiesa, se non sai dov'è il luogo, parla tranquillamente con noi, qualcuno ti potrà aiutare, qualcuno ti manderà l'indirizzo, ok? Stesso orario, sempre alle 7, ma lo faremo a... Ok, grazie. Poi, non quel sabato, il sabato dopo ancora, è ancora un altro. 1, 2, 3, quel weekend, 1, 2, 3 di settembre, avremo il nostro campeggio dei giovani. Bravi, insegniamo a questi adolescenti come si fa. Ok? Ci andremo via per un weekend, ok? Da venerdì pomeriggio fino a domenica pomeriggio, dopodiché andremo anche al culto di Conegliano, ma per quei 3 giorni prendetevi libertà, prendetevi ferie, prendetevi permessi, qualsiasi cosa disponibile per venire, ok? L'età è più o meno dai 19 in su, poi casi particolari si vedrà. Se avete dubbi se potete partecipare o meno, potete parlare con Pastor Sandro, laggiù in fondo, se mi alza una manina. Grazie Pastor Sandro. Ok? Il costo a persona è di 60 euro che si può versare tranquillamente tramite bonifico all'IBAN della Chiesa. Per qualsiasi informazione potete sempre rivolgervi a Pastor Sandro e appena decidete di iscrivervi servirà che mandiate i vostri dati, nome, cognome, data di nascita, tutte cose utili per l'assicurazione e per la struttura a Giada. Se si può. Grazie Giada. Ok? Tutto chiaro? 1, 2, 3 settembre, venerdì, sabato e domenica. Abbiamo pensato appositamente per i lavoratori, quindi non mancate. Poi per ottobre
argomento che interessa poco al 99% dei partecipanti qui, ma io lo dico lo stesso, il 20, 21 e 22, se non mi sbaglio, ci sarà il convegno. Grazie. Ci sarà il convegno delle coppie, ok? Perciò avvisate i vostri genitori, coppie sposate, per favore, prima che mi arrivi qualcuno che ah no, ma io mi sono fidanzato con lei a settembre, wow, bellissimo, Dio ti benedica, non sei invitato al convegno delle coppie, mi dispiace. Ok? 20, 21 e 22 ottobre, per informazioni ci sono tutti i recapiti, se no potete sempre parlare con i nostri, per il nostro Pastor Caio. Alza la manina, Pastor Caio? Grazie, Pastor Caio. Ok? Ci siamo per gli annunci? Quindi sabato 19 siamo su a Belluno, settembre 1, 2, 3 l'incontro il campeggio dei giovani, invitate amici, invitate fratelli, voi adolescenti che non ci potete partecipare, invitate i vostri fratelli, avvisate gli amici dei vostri fratelli, invitate tutti, amici, soprattutto nemici, se avete qualcuno che non sopportate, questa è l'occasione buona per insegnargli come si vive, ok? E lo potete invitare al nostro campeggio, ok? Ho detto tutto? Perfetto, grazie, Dio vi benedica e buona serata.